Bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video dello spettacolo mercato Batman napoletano. Come state? Tutto bene? Questo video andremo a parlare, come promesso, con un ospite speciale che tra poco entrerà. Sta per entrare. Aspettate, oh, calma, calma. Sta per entrare. Mi raccomando, lasciate like sotto questo video ed iscrivetevi tutti al canale perché è fondamentale e soprattutto voglio dovete sfondare il tasto del like, voglio, lo dovete sfondare malamente, voglio, magari sfondare, come vedete qua sotto di mettere like ed iscrivervi. Questo video appena entrerà il nostro amico, uno dei nostri ospiti tanto attesi, e parlerà in questa live di calciomercato e dell'infortunio di Anghissà e della nazionale maschile di calcio. Ora adesso gli scrivo un attimo in privato, quindi non mi vedete per un poco di tempo, per pochi minuti e non tanto tempo, e mi dirà a che punto sta a livello di collegamento. Un attimo solo, voglio. Aspettiamo che si collega questo mio caro amico. Tra l'altro che questo amico lo conosco da un bel po' di tempo, però allora sa chi sto? Dai, ti prego, dai, entra, eh? Ci sei nello studio? No, non ci sta. Mo lo richiamo in privato. Ragazzi, intanto fatemi qualche domanda, intanto che entra, che aspettiamo che entri, fatemi qualche domanda. Fatemi sapere, fatemi vedere la vostra presenza qui sul canale. Dai ragazzi, fatevi sentire, anche se siete solo in uno, vi prego. Fatevi sentire mentre aspettiamo il nostro caro amico. Ok, eccoti Andrea, ora ti aggiungo. Eccoti Andrea, ci sei? Andrea, devi disattivare l'audio, non avere paura Andrea. Mm. Ci Ci sei? sono. Sì, sì. Disattiva disattiva la telecamera, tanto siamo tra amici. Sì, metto un attimo. Ok, mi vedi? Sì, vedo e ti Mi sento. vedi? Ok. Intanto, come già spoilerato sia a te che ai nostri iscritti, in live porteremo l'Italia, nazionale dell'Italia che giocherà stasera
E Sì. varie notizie sul calciomercato e la notizia dell'infortunio avvenuto nella prima settimana del ritiro di Anghissà, nella nazionale maggiore di Anghissà del Camerun. Da che cosa vogliamo partire? Lascia a te la scelta. Eh, direi dalla nazionale, anche perché questa sera ci sta una partita comunque importante, Moldavia-Italia. Sì, si Possiamo giocherà. partire da questo argomento della nazionale. Ok, partiremo da questo argomento. Facci un attimo un pronostico della partita. Allora, diciamo che il campo non è un campo molto facile, anche perché diciamo che un po' più di 2 mesi fa si è disputata la gara tra Israele e Italia, quindi cioè, alla fine non sono campi facili, anche quello della Moldavia Sì. potrebbe rivelarsi un po' difficile, quindi cioè, secondo me vinciamo, anche perché a livello di rose siamo nettamente superiori. Io ti posso dire un 2-1, 3-1. Soffriamo un pochino. Per me la sofferenza, diciamo, un pochettino di sofferenza ci sta. Però alla Sì. fine vinciamo. Sì. Spuntiamo alla fine. Io nel video dei pronostici della partita ho messo un 1-0 Italia. Al gol Alessandro Buongiorno che dovrebbe essere convocato all'80° minuto. Dimmi i due probabili marcatori dell'Italia. Vabbè, Ken che si conferma No, sempre, cioè con l'Italia si conferma sempre in gran forma. Non gioca Ken? non dovrebbe giocare, se non mi Ah, e sbaglio, eh. allora io ti volevo dire Ken e Orsolini. Ken e Ah, Orsolini, cioè quelli là che mi sento che o uno dei due oppure tutti e due segnano, che me li sento proprio, ho delle vibes positive per loro due. ci sta. E, Loro due li vedo in forma in questa Andrea, non ti sento, magari. Senti, mo, Ah, senti. sì, ora sì, se Siamo puoi su. ripetere. Allora, dicevo, per me i giocatori che sono in forma anche attualmente nell'Italia, nell'ambiente della nazionale italiana, vedo due importanti, Ken e Orsolini. Sì, confermo con te. Sono pienamente d'accordo. E O tutti e due secondo me, segnano oppure uno dei due. Volevo decidi tu, specificare. decidi tu, No, no, secondo. io mi sento che succede una di queste due cose, o uno dei due segna oppure che segnano pure tutti e due. Sì, ci può Mi sento stare, una di queste due cose, quel che si rivela. ci può stare. Io come pronostico, l'ho già detto il pronostico? Sì, sì, 1-0, cioè per te tu ti senti che l'Italia va là e fa un gol un po' soffrendo Sì, tanto, quindi l'Italia sì. soffre molto Perché, per te. no, no, sì, perché l'ho messo all'80° gol sul calcio d'angolo di Buongiorno, di testa. Vabbè, diciamo che non mi trovo tanto d'accordo perché comunque, cioè, io capisco che comunque andare là poi sono tante le ore di volo, no? Si sa, anche andando in Moldavia le ore sono un bel po' e quindi ci può stare anche stanchezza fisica prepartita, però cioè, siamo superiori, perciò secondo me 3 gol li riusciamo a fare come li abbiamo fatti all'Israele 4. Sì, abbiamo sofferto per carità, però poi alla fine, andando a vedere i dati, abbiamo vinto, abbiamo fatto tanti tiri, è stata anche una partita divertente, diciamoci la verità. Come lo Sì, può essere con pure questa molti per gol. un po' di tratti. Dici tu con molti gol, molte azioni. Sì, la difesa non la vedo, cioè non la vedo molto bene, perché secondo me un gol possiamo prenderlo anche da scappare come questo, però alla fine, ripeto, il risultato complessivo è 3-1, la vinciamo. Vabbè, ci sta. Ha Questo mi sento di detto. dire. Poi vogliamo parlare di qualche notizia. Non ti Vogliamo sento, parlare no, di. scusa. Mi senti? Sì, Ok, ma ti ho sento. detto, vogliamo parlare di qualche notizia di calciomercato, magari vi spoiler un po'. Sì, e se c'hai alla mano qualche notizia di calciomercato, dilla pure.
Sì, a parte le notizie che ho fatto uscire nel video precedente a questo, che erano più o meno le 6, c'è quella di Bernabé alla Juventus, che non mi risultano contatti con la Juventus, ma con altre squadre estere, più che altro inglesi e tedesche. Mi risultano anche dei movimenti su Luis Enrique in Germania e in Inghilterra. Tu come vedresti un Bernabé? Dove vedresti un Bernabé? Alla Juventus, in altri paesi o in Italia? Andrea? Andrea, ci sei? No, è uscito. Un attimo solo, ragazzi. Un attimo solo. Un attimo solo, ragazzi, che non so. Eccolo, Andrea. Mi hai fatto la domanda prima. Dove vedrei Sì, bene Bernabé? No, sì, io secondo me Inter. guarda, alla Juve, cioè fossi lui è un club che non toccherei proprio perché le sappiamo le situazioni attuali della Juve quali sono a livello societario, a livello di squadra, cioè, non è una società messa bene comunque nel complesso. Io lo vedrei, a parte che lo vedrei bene all'estero, cioè tipo in Dico, Manchester City, Paris eh, Saint-Germain, secondo me squadre squadre. blasonate. Secondo me lui Ah, vuole fare quel salto di qualità, anche perché, ragioniamoci, Bernabé da quanto tempo sta al Parma? Cioè, ad occhio e croce, a quanto tempo? No, non mi ricordo, magari tu ti ricordi viene proprio meglio. dalla Masia. Secondo me, quindi da un 3-4 anni, diciamo, sta al Parma. Sì. Intanto Andrea, no, Secondo me, proprio per questo, scusa, proprio per questo ah, ti volevo, cioè, questo è un indizio per farti capire che comunque Bernabé sta aspettando la squadra giusta cioè, sta facendo scelte comunque sta scegliendo con cautela dove andare, cioè, quindi è una persona sì. intelligente sotto questo Sì. punto di vista. Intanto Simone ci domanda, cioè ci dice, l'ho messo anche qui sul palco, Affermando, secondo me. Ah? affermando, si dice Ah, che che stia affermando che secondo lui l'Italia vince 5-0. Secondo me il 5-0 è un po' azzardato perché secondo me ce li fanno 2 o 3 sì, gol. pure per me è un po' troppo azzardato. Ah? Pure per me è un po' troppo azzardato quello che ci scrive Simone. questo utente, Simone Carannante. Ma questo è anche un utente che sta sul nostro gruppo. Vabbè, lo salutiamo, Sì, nel dubbio lo ti salutiamo. salutiamo. Sì, Andrea, sì. indovina chi ci ha scritto? Chi ci ha scritto? Gennaro. Gennaro. Sì, però io vedo l'affermazione di Simone, cioè Perché l'ho cosa c'è messa sul piano, scritto? mo la metto pure la sua. Eccolo. Ok. Ci Ciao saluta. Gennaro. Ciao. Ti salutiamo Gennaro, mi Sì, raccomando, lascia like sotto ciao questa Gennaro. live, Ciao. mi raccomando. E intanto noi stiamo parlando un poco della nazionale del calciomercato. Vabbè, continuiamo con il Il nostro calciomercato. discorso. Sì, stavi dicendo che Bernabé sta aspettando la squadra estera giusta per andarsene da Parma. Secondo te quando se ne Sì, un po' andrà come e Kvara. come? Un po' come Kvara, cioè secondo me Sì. il suo pensiero è quello di non andare a cercare una squadra italiana. Magari l'Inter, ti posso dire, l'Inter, però secondo me io lo vedo proprio all'estero, lo vedo. Sì, ma anche io nel video precedente questo ho detto, secondo me non andrà, Secondo me non andrà. cioè da quello che penso io e dalle mie fonti non se ne andrà né in una squadra italiana né in una squadra francese come stanno dicendo ora sui social, però magari una squadra tedesca o inglese. Intanto Gennaro ci dice
ci dice, secondo me l'Italia può vincere stasera, sì, può vincere stasera. Sì, vabbè, Ricordiamo la che vittoria secondo me. No, dicevo, secondo me la vittoria per rispondere a Gennaro è abbastanza scontata per come vedo io, ma penso un po' come la visione generale dell'andamento della partita è questa, non può sì. essere. Sì, poi Simone ci dice, secondo voi Nico Paz è pronto per una grande squadra? Secondo te, Andrea, faccio rispondere prima a te. Secondo me sì, però dipende. Secondo me gli converrebbe andare dove stava prima, cioè al Real Madrid. Però non lo so fino a quanto, perché poi lui non avrebbe, per quello che, cioè per come la penso io, non avrebbe tanto spazio nel Sì, Real, ma perché anche ci sono secondo me. giocatori di più Ah, forti, secondo me, rispetto a lui, più superiori. sì, ma stiamo parlando ovviamente di giocatori del calibro di Bellingham, Valverde e Eh, molti altri. Quindi Lui non è giocherebbe che a tutta. centrocampo, scusa, giocherebbe a Sì, centrocampo nel Real centralmente Madrid. offensivo. Sì. Al centrocampo c'è qualità, c'è molta più qualità rispetto a lui. Sì. E secondo me potrei, non è ancora pronto a fare quello step perché per questo motivo che è andato a Como e secondo me o fa un altro anno a Como e poi se ne va oppure Anche e se ne va da due, Como esagerando. oppure se ne va da Como l'anno prossimo e se ne va in una squadra, per esempio Inter, Tottenham e queste squadre qua, che ricordiamo il Tottenham l'ha voluto fortemente in estate. Intanto Simone Ah, non dice: lo Io sapevo. farei uno scambio Pazza, Nico Pazza con Lucca, ma tu devi vedere sempre se le due squadre accettano. Certo, il Napoli accetterebbe, però devi vedere come. Questo, No, ma a parte secondo che te? sono due ruoli diversi, Nico Paz e Luca, sono un po' diversi come ruoli. Uno Sì, gioca perché centrale e uno tende a giocare più, diciamo, esterno. sì, no, Lucca è Ah, attaccante punta, esterno. punta giù. Intanto Gennaro ci chiede, Sì, invece secondo Paz può fare l'esterno e il centrocampista. Può fare. centrocampista offensivo. Esatto, Esatto. offensivo, sì, sì. Intanto Gennaro ci chiede, secondo voi il Napoli con tutti questi infortuni a gennaio nel mercato di riparazione, quanti acquisti a centrocampo deve fare? Che giocatori deve comprare? Faccio parlare prima a te, Andrea. Beh, vabbè, indubbiamente partiamo da una base Andrea, che non comunque il ti sentiamo Napoli a bene. gennaio deve intervenire su questo. Senti, mo? Cioè, mi sentite mo? Sì, qui sto già da. Sì, ora ti sento. Sì, ora ti sento. Sì, Prima, è la base, diciamo, per fare nuovi acquisti. Ricordiamo che il Napoli stava cercando nuovi rinforzi prima dell'infortunio di Anissa, prima dell'infortunio di Kevin De Bruyne, già da ottobre più che altro, prima della partita contro l'Inter, contro il PSV. Sì, diciamo che la zona del centrocampo è quella più falcidiata dagli infortuni. sì, un po' più. Partiamo da questo, quindi bisogna, fa bene a Gennaro a dire che bisogna intervenire lì, in quell'ambito. Sì, secondo me, guarda Gennaro, secondo me il Napoli o prende, si dedica più che altro al centrocampo e prende un solo terzino, oppure si dedica prende un giocatore a centrocampo e più calciatori in altri ruoli, come per esempio qualche difensore, qualche attaccante e molti altri. Non vi svelo che il Napoli sta pensando secondo le mie fonti,
stia pensando di acquistare, oltre a Kobe Mainoo, un centrocampista del Barcellona, un giocatore che proviene dalla Masia. Il giocatore, non vi voglio fare il nome, per motivi dei procuratori, sapete, che è molto talentuoso e potrebbe avere più minutaggio e per molto più tempo di gioco, appunto, rispetto a quanto ne fa a Barcellona. Quanto ne fa Barcellona, e non nascondo che appena rientrino tutti i centrocampisti, soprattutto Anghissà, che è il perno del centrocampo, questo calciatore può andare in panchina e basta, cioè che si può fare. Poi torniamo a parlare un attimo solo, ragazzi, che mi è arrivata una bella fonte. Intanto tu, Andrea, ci dici qualcosa sull'infortunio di Anghissà? Vabbè, questi infortuni mo oramai stanno colpendo un po' tutti quanti i calciatori del Napoli, specie il centrocampo. Cioè, quindi, Sì, vabbè, diciamo che questo è il suo primo infortunio in questa stagione. È sì, una bella pezzata da tamponare per quanto riguarda il suo reparto. Mo. Quindi perciò anche per questo bisogna intervenire poi per quello che sarà il mercato di gennaio. Mo vabbè, non è che certo, si può fare molto perché mo vabbè, diciamo che Elmas, però Elmas sì, è centrocampista da un lato, però non ricopre lo stesso ruolo, non di ricopre Anghissà. bene lo stesso ruolo di Anghissà, esatto. Cioè, per quello che Sì. penso io. Intanto Simone E ci quindi chiede, bisogna reinventarsi, diciamo, bisogna fare nuovi moduli, bisogna creare nuovi moduli. Questo sì, dico. intanto Simone ci chiede, secondo voi può essere un obiettivo per Gennaro Darwin Nunes? Guarda, A me non risulta. Darwin, ah? A me non risulta questo, che si sia questo a fare in ripresa Sì, dall'estate. sì, non mi risultano interessamenti da parte del Napoli per Darwin Núñez. Per il semplice motivo che in estate, verso agosto, a metà agosto, si è trasferita all'Al-Hilal. Per questo dico, non ci stanno interessamenti da parte di altri club, da parte di club, per il calciatore ex Liverpool. Quindi non ci stanno voci su Darwin Núñez, però in attacco il Napoli potrebbe fare ehm, un colpo di un attaccante che gioca attualmente, come si chiama la squadra? No? A Valencia, che adesso non ricordo il nome, mi è venuto un déjà vu, se dopo mi viene in mente ve lo dico. Però a me, riguardo sempre gli infortuni del Napoli, ehm, mi rimane più che altro, no, rimango sorpreso, ma di più. Cioè, non so se siete d'accordo con me, che la preparazione atletica del Napoli è cambiata moltissimo. Io recentemente sono andato a vedere un paio di allenamenti del Napoli a Castelvolturno e sì, e anche l'anno scorso, a inizio anno, verso Allora, settembre-ottobre, ti posso dire, sono almeno 3 anni, da 3 anni a questa parte che sento che il Napoli subisce molti infortuni, dalla stagione post quella di Spalletti, minimo. Cioè, sì, dalla 23-24, sì, quello sì. sì, E dal vabbè, stavo post. dicendo, la preparazione atletica dall'anno scorso è cambiata moltissimo. Io non mi so spiegare il perché. Ho visto delle facce nuove durante gli allenamenti di quest'anno del Napoli, quindi ho detto, vabbè, sarà cambiato qualche preparatore.
una cosa, un consiglio che darei a Conte, a De Laurentiis, che di cambiare tutto, di cambiare preparatori atletici, di fare una svolta, di cambiare almeno questo preparatore atletico di quest'anno e che prenderne un altro ancora e dire che sia preparato, che sia pronto ad allenare una squadra importante, campione d'Italia come il Napoli. E ora per concludere questa live di circa mezz'ora, che consiglio daresti tu, Andrea, al Napoli e a De Laurentiis e a Conte? Allora, diciamo che vabbè, la prima cosa è quella di intervenire, poi diciamo che, diciamoci la verità, il problema del Napoli non sono solo gli infortuni, come detto anche in altre live e in altri contesti, il problema è che stesso l'allenatore non riesce a trovare l'alchimia giusta con i giocatori, proprio a livello relazionale e affettivo, cioè non c'è gruppo. Non è solo, cioè, ecco, ma abbiamo parlato del infortunio di Anghissa, ma questo è uno dei problemi che ci sono nel Napoli. Poi ce ne sono anche altri che comprendono il problema, cioè comprendono proprio il gruppo in Sì, sé. sì, Non si trovano tipo, bene. dici tu i giocatori che hanno voglia di giocare? Esatto, i giocatori non che non abbiano voglia, però non si trovano insieme. Cioè, non è che non hanno voglia proprio in generale, però sembra che non si remano contro l'uno per l'altro, l'uno con l'altro. Se Alcuni, ci dici qualche giocatore che può dare fastidio nello spogliatoio del Napoli, chi può secondo te scalpitare per un posto da titolare e può andare contro l'allenatore? vabbè, ti direi Lang e giustamente ti direi pure l'altro esterno, Neres. Sì. Ora, Pure mentre Elmas vorrei che giocasse tanto. sì, Un anche altro. Elmas. Ora, Lang, mentre Neres dico e la Elmas. mia, come? Lang, Neres ed Elmas sono quelli che secondo me meritano più minutaggio. Neres, come ecco, l'anno scorso veniva usato molto meglio. L'abbiamo Sì. visto. Sì, e mentre parlo io, mentre do il mio consiglio ad Antonio Conte, a De Laurentiis e a Napoli in generale, fatemi sapere qui sotto nei commenti un consiglio che dareste voi e stessi in questa live prima di chiuderla lo leggeremo e diremo il nostro parere. Allora, secondo me, il mio parere personale è quello di non esagerare con gli acquisti, fare degli acquisti centrati, degli acquisti giusti per il Napoli, per avere dei giocatori perfetti per il gioco di Antonio Conte e per il gioco di Antonio Conte. Intanto abbiamo zero spect in questo momento, da 2-3 siamo passati a 0 e penso che possiamo finire qui. Ciao Andrea, ci vediamo magari in una prossima live con Gennaro. Con piacere, sì, sì. Ciao, Ciao. ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è fondamentale e lasciate un bel like. Ciao.